Cri cri, cri cri. Playtime. Sì, ancora. Sì. Vai. Per la serie Playtime. Tutti zitti adesso, vedete che siete falsi. Parleremo del divertimento, come ci possiamo divertire guardando i film. Voi vedete i film, anche alla televisione. Televisioni libere fanno film di tutti i tipi. Il mio massimo sono, sì, americani, però i film calabresi sono il mio massimo. I film polizieschi, di spionaggio, quelli vecchi, ve li ricordate? Dovete, come no? Se io non mi ricordate cosa dico allora? I film polizieschi di spionaggio vecchi, cioè in tutti i film c'era il KGB e la CIA americana, no? E facevano vedere con questi film la CIA, gli uffici della CIA, moquette da tutte le parti, cervelli elettronici messi là, computer, segretarie che arrivavano, sì John, cose tutte champagne, whisky. Invece gli uffici del KGB russo c'erano 2 cassette di frutta che facevano da scrivania, tutto di faggio, il capo del KGB col cappotto di faggio con le sciarpe perché faceva un freddo, ed erano così, c'era quasi un sentimentalismo dentro questi film che oggi nei film moderni, adesso il film di spionaggio, il film d'avventura ti fa paura, ci sono i film di fantascienza adesso che fatti talmente bene che ti terrorizzano. Non so, avete visto Alien, quello con la seppia qua, che io non ho dormito 2 giorni. Ne è uscito uno poco tempo fa, Poltergeist, presenze demoniache, che uscivano dal televisore, queste presenze demoniache. Figuri, una settimana col televisore fuori dalla finestra, che mi sono entrati, ti terrorizzano, sono cose, infatti l'unica presenza demoniaca che mi è entrata in casa tramite il televisore è stata la terza rete, che è l'unica che si capta con una seduta spiritica, se no non riesce a vederla nessuno. L'ha capita dopo un quarto d'ora, stava ridendo. Vabbè, fermi, no, non applaudite. Invece io mi ricordo i vecchi film di fantascienza. Ve li ricordate quelli col mostro? Quei film che c'era il mostro, che erano tutti uguali, cioè iniziavano e si dividevano in 4 parti. La prima parte o della tranquillità. Iniziava il film e c'era sempre uno sull'autostrada che guidava o un guardiano notturno di notte che ispezionava. Quelli lì erano i fusisti, cioè venivano fusi subito dal mostro, prendevano 3 o 4 mila lire ogni 40 gradi. La seconda fase, l'arrivo del mostro. Come te ne accorgevi che arrivava il mostro? Cioè vedevi questo, il guardiano notturno di notte che ispezionava e la musica faceva. Allora tu spettatore, ecco che arriva il mostro. E questo, anche lui, questo che guardava, si girava indietro, veniva fuso, raschiato via e finiva il primo tempo. Sempre così. Secondo tempo, fermi! Secondo tempo. La presenza del mostro, nel secondo arrivava il mostro, nella terza fase arrivava sto mostro. Questo mostro, e c'era sempre in tutti i film uno che riusciva a vederlo, vedeva sto mostro e poi diceva: ho visto il mostro, vado dalla polizia. Arrivava dalla polizia, bussava, diceva: sì, guardi, c'è mica quel maresciallo che mi conosce da piccolo che... No, io ho bevuto una Coca-Cola nel 61, no. Sì, cosa vuole? Guardi, ho visto un mostro verde con 20 tentacoli che faceva bip bip bip. In tutti i film gli dicono sempre: lei ha bisogno di riposo. Come dice: guardi che l'ho visto, lei ha bisogno di riposo. Come va a riposarsi un attimo? 20 mostri, tutti bip bip bip. Quarta fase, come distruggere il mostro. In tutti i film classici di fantascienza come uccidono il mostro? Bombe H atomiche, niente. Ve li ricordate?
con la tintura di iodio o col bianco d'uovo. A uno gli hanno tirato una cassetta di Ferrarelli. No, la Ferrarelli no, BB, se n'è andato per le apparizioni. Delle robe allucinanti. Poi ci sono i filmetti fermi. Poi alcune emittenti private, ancora oggi, verso le 2 di notte, ti fanno vedere come digestivo quei filmetti porno che voi seguite fin dall'inizio. Quei filmettini porno che sono ormai cotti e stracotti e hanno una colonna sonora per tutti uguali. Cioè, e hanno una piccola trama, no? Vedi allora lui con lei che stanno facendo così e la colonna sonora che fa poi loro finiscono, lui esce, va dal tabaccaio, un pacchetto di Marlboro e la colonna sonora quante a 2000 aia, anche questa lezione è finita. Estraiamo da Ugo, dalla bocca della verità, la massima è ovviamente sulla fantascienza. Meglio un alieno oggi che Enzo Tortora domani. Ciao a tutti! Grazie! Ciao!